Vorrei dare subito la parola al segretario nazionale dell'Italia dei Valori, Ignazio Messina, ex sindaco di Sciacca, ed è citato dai libri di Stella per essere stato un sindaco controcorrente e a tutela dei cittadini. Intanto mi complimento per chi ha organizzato, soprattutto col regista di questa splendida idea che mi ha fatto tornare indietro nel tempo, perché devo dire, io mi ho citato, ho fatto il sindaco, sono stato eletto a Sciacca quando avevo 29 anni, con la prima elezione diretta nel 1993, poi mi eletto nel 97, e Sciacca è una città di tal giorno meno, quindi io sul palco stavo da una parte della piazza, lui dall'altra parte, alla fine iniziò con i cittadini, perse lui, anche se poi comunque sono duri a morire, devo dire, morire non fisicamente, per l'amore di Dio, ma sicuramente politicamente. Tornando indietro nel tempo, pensando anche a Cinisi, a Peppino, pensando a quella stagione straordinaria che venne con la primavera di Palermo, ricordo le iniziative con Giovanni Impastato, eravamo spesso insieme con coordinamento antimafia, io presiedevo il gruppo Daniele di Palermo, quindi nacque una voglia di cambiare, di andare oltre, di distruggere questo cancro della nostra società che è la mafia. E purtroppo però non riesce a distruggere. Non riesce a distruggere nemmeno oggi, se è vero che in Parlamento in questo momento si discute ancora oggi una norma sul voto di scambio, che la dice lunga, e si discute, non si approva, ci sono ancora contestazioni, articolo 416 ter, ci sono contestazioni perché si cerca di restringere il campo d'azione del voto di scambio. Cioè la materia del contendere è sostanzialmente, noi riteniamo che sia voto di scambio il voto che consente in cambio di voti qualsiasi utilità. Qualcuno invece vuole restringerlo allo scambio voto-denaro. L'ha detto bene nel film, nel documentario di fatto, l'ha detto bene, non ricordo chi ha fatto l'intervento, chi degli intervistati, in realtà Nando, ecco perfetto, il voto di scambio non ti dà soltanto soldi, ma lo diceva qualcun altro, ti dà in cambio un posto di lavoro, ti risolve il problema dell'imprenditore. E lì la mafia, nel disservizio della pubblica amministrazione, nell'inquinamento della pubblica amministrazione c'è la mafia. E devo dire, io ero considerato un sindaco antimafia ai tempi, con tanto di scorte e tutto quello che deriva in questo strano circo dell'antimafia, perché poi diceva bene alla fine qualcuno, non so, mi pare, l'antimafia è diventato un po' strano, perché vedete, io l'ho vissuto anche come componente della commissione antimafia in Parlamento. Io a un certo punto non sono andato più in commissione antimafia, non sono andato più in commissione antimafia perché in commissione antimafia erano rappresentate tutte le categorie, tutte, dall'antimafioso al mafioso. A quel punto ho detto che ci sto a fare, e quindi ho partecipato a qualche riunione, poi ho preferito tornare indietro e non andare più alle riunioni. Allora capite, se le istituzioni che dovrebbero combattere la mafia sono impegnate invece ad annacquare la lotta alla mafia, o peggio a interrompere, a bloccare la lotta alla mafia, la questione è dura. E allora credo che la soluzione però ci sia, perché il messaggio deve essere positivo. La soluzione è che dobbiamo essere tutti noi impegnati, facendo il nostro dovere, superando la cultura dell'antimafia, perché la cultura dell'illegalità è diffusa nel nostro paese. Chi di noi, quando vede un posto di blocco, non pianta i freni? Cioè, alzi la mano chi tranquillamente continua a camminare per la sua strada. Polizie, carabinieri, sono amici, non sono i nemici. Eppure ognuno di noi pensa sempre che è meglio non averci a che fare, no? Allora, se noi non superiamo questo meccanismo, se noi non consentiamo che all'interno delle amministrazioni gli appalti siano regolari e non pilotati, se le assunzioni siano attraverso regolari concorsi e non attraverso regolari amici, evidentemente questa cultura non cambia. Noi dobbiamo lavorare in questa direzione. Io ricordo l'ultima missione che ho fatto
come componente della commissione antimafia a Castelvetrano. Un incendio in un oliveto di 70 ettari confiscato al boss Sansone. Era stato chiesto in gestione da una cooperativa che era vicina a Libera, Benvenga. Il problema è che per i problemi burocratici c'erano voluti 3 anni, 4 anni per poterlo assegnare. Nel frattempo la mafia lo ha incendiato. Il problema è che, immaginate, incendiare un oliveto adulto, le prossime olive le vedi fra 10 anni. E io sono andato lì, è stato impressionante, nonostante non è che non ci fossi abituato, nel senso che lo Sciacca è a 30 km a Castelvetrano, vuol dire è a 60-90 km a Palermo, quindi siamo lì, siamo in zona, per capirci, al 70 km a Cinisi, per rientrare in tema. Bene, guardando lì con le forze dell'ordine c'era questa cancellata in ferro e c'erano dei fuori di proiettile, perché lì andavano ad allenarsi. Allora c'erano i carabinieri mi dicevano questo è Kalashnikov, questo è, perché andavano a fare tiro a segno. Il problema è che io lì non ci ho trovato soltanto la cooperativa che voleva prendere in gestione, ci ho trovato le 15 famiglie degli agricoltori che avevano sempre lavorato su quel territorio e che mi hanno detto: quando c'era la mafia noi lavoravamo, quando è stato confiscato il bene non abbiamo più lavorato. Allora capite, se noi non smontiamo questo meccanismo è chiaro che la mafia non la sconfigge, e per questo motivo l'Italia dei Valori ha presentato un disegno di legge di iniziativa popolare per la vendita dei beni confiscati alla mafia. In questo c'è stato un conflitto tra antimafia, però io su questo voglio essere chiaro. Il nostro disegno di legge prevede cosa? Prevede che innanzitutto vada garantita la funzione sociale dei beni, quindi noi non diciamo che diamo e basta, diciamo comuni, regioni, associazioni possono fare richiesta, ben venga, ma nel momento in cui il bene non lo chiede nessuno è inutile tenerlo lì, rendiamo utile quella confisca, anche perché ci sono beni che non hanno nessuna attinenza con chi deve chiedere. Cito una, è stata confiscata una collezione di Ferrari a un imprenditore romano collegato all''ndrangheta, ma voglio capire chi deve chiedere queste Ferrari? L'associazione di volontariato per farci scuola guida ai bambini, un sindaco per farlo diventare l'auto blu, cioè cosa facciamo? Cito questa, ma ce ne sono tante altre, alberghi a 5 stelle, cliniche di eccellenza che falliscono, perché poi il tema vero è che nel momento in cui ognuno deve fare l'imprenditore, se ce la sa fare, nel momento in cui sono 1700 aziende confiscate alla mafia, dal sequestro alla confisca, circa 5 anni, il 90% fallisce. E si arricchiscono i miei colleghi avvocati che fanno gli amministratori giudiziari con parcelle milionarie, ma le aziende chiudono. Ho fatto bene Confindustria Trapani qualche settimana fa a mettere a disposizione il know-how, perché a un certo punto diamo una mano per fare in modo che ci sia una qualità nella gestione che va aiutata, perché lo so da me, la critica è facile, lo so da me che un'impresa mafiosa vivendo in illegalità produce utili, appena la metti all'interno delle regole perde. Però quando parliamo per esempio di 43 supermercati confiscati agricoli, Cassa di Messina Denaro, ci lavorano 2000 persone, vanno a casa, E capite che quel messaggio è drammatico? Non facciamo onore alla memoria di Peppino Impastato nel momento in cui facciamo fallire quelle aziende. Non facciamo la memoria, non facciamo un favore alla memoria di quelli che sono sacrificati affinché si arrivasse a questo punto. E quindi noi cosa prevediamo nel nostro disegno di legge? Innanzitutto l'istituzione di un albo dei beni confiscati alla mafia. È allucinante pensare che non esiste. Sono circa 80 miliardi di euro di patrimonio confiscato, non esiste un albo. Devo dire, infatti qualcuno, io dico che sono 80 miliardi, qualche altro dice che sono 50, il prefetto Caruso che era fino a un mese fa il direttore dell'agenzia dei beni confiscati diceva 45, ma nessuno è in grado di smentirsi con l'altro, considera che non essendoci un albo non sappiamo quali sono questi beni. È talmente rivoluzionaria la nostra richiesta, pensate,
che abbiamo previsto non solo di istituire un albo dei beni confiscati, ma la sensazione è che la rivoluzione sia la normalità. Noi aspiriamo a diventare un paese normale, altro che diventare un paese evoluto, intanto arriviamo alla normalità. La seconda cosa è che prevediamo un termine per richiedere il bene. 90 giorni abbiamo previsto noi, portiamoli anche a un anno se vogliamo, ma se tu non chiedi il bene confiscato, regione, comune, associazione, entro un certo termine quel bene diventa vendibile. Io non vorrei, spero di essere corretto, ma a proposito di quella casa di Tano Badalamenti consegnata alla fondazione per fine impastato, credo ci siano avuti 30 anni per poterla avere, il che francamente la dice lunga. Quanto? 2010 Casa Badalamenti, 2012 Z1. Questo dico, e non mi pare che sia un messaggio positivo, perché alla fine questo è il tema. Però vedete, questi sono i tempi. L'altra cosa, noi prevediamo che questo grande patrimonio ha un utilizzo, ovviamente utilizziamo per esempio per bonificare i territori distrutti dalle ecomafie, a partire dalla terra dei fuochi, recuperiamo quindi credibilità rispetto a questo, utilizziamo i beni dei mafiosi, i soldi dei mafiosi per far crescere la comunità, l'economia. 2 miliardi e 300 milioni di euro confiscati alla mafia sono in contanti e titoli di Stato, depositati su un fondo che si chiama Fondo Unico Giustizia. Io sono andato dal ministro Saccomanni quando era ministro a dire: scusa, cerchi i soldi per l'IVA, cerchi i soldi per evitare l'aumento dell'IMU, c'hai 2 miliardi e 300 milioni. Mi ha risposto: ma sai, sono titoli di Stato, se poi io li vendo e sono soggetti a quotazione, e alla fine se poi ho venduto nel momento sbagliato ne rispondo. Ho detto: scusa, tu non devi fare il ministro, fai un'altra cosa, perché evidentemente chi governa si deve anche assumere responsabilità. Concludo perché voglio dilungare. Non ho capito proprio, probabilmente susciterò polemiche, non ho capito proprio le dichiarazioni di ieri dello scrittore Saviano, non le ho capite, vi giuro. Ma mi spiegate qual è il senso di uno scrittore antimafia che si fa intervistare e va a dire: credo che l'arresto dell'attuale capo di Cosa Nostra, Messina Denaro, sia imminente. A me mi hanno insegnato, coloro i quali lottano la mafia, che gli arresti non si annunziano, si fanno. E francamente a me terrorizza questo annunzio, perché si può, magari, non so se la volontà fosse questa, si può trasformare in un pessimo avvertimento. Allora io credo che la mafia abbia bisogno anche di cautele, non di spettacolo, perché quando lotti la mafia lo devi fare con grande serietà, per fare in modo che un fenomeno drammatico del nostro paese, ma che viaggia da Palermo a Gorizia, dove c'è mia figlia, ma poi 41 bis a Tolmezzo, e in tutta Italia, è radicato dappertutto e non solo, perché fuori dai nostri confini non lo lotti con gli annunci pubblicitari o promozionali personali, ma lo annunzi con i fatti concreti. Quindi io, a proposito di mafia e antimafia, io credo che ci voglia sempre più un'antimafia seria, che faccia sempre meno spettacolo e sempre più fatti. Devo dire che ci sono esempi straordinari nel nostro paese, ed è proprio grazie a questi esempi straordinari che oggi finalmente consideriamo la mafia un fenomeno fortemente negativo e lottiamo, e in seguito con questo lo dimostrano, per fare in modo che rimanga fuori dalle istituzioni, fuori dalla nostra città, fuori dal nostro paese. Grazie.